Quando immaginiamo il mondo spirituale, pensiamo spesso a persone che parlano come facciamo noi. Ma André Luiz descrive qualcosa di diverso. Nelle colonie spirituali esistono certamente dialoghi e conversazioni. Tuttavia, il pensiero assume un ruolo centrale nella comunicazione. Secondo il suo racconto, gli spiriti percepiscono molto più facilmente le intenzioni, i sentimenti e lo stato interiore di chi hanno davanti. Per questo motivo diventa difficile nascondere odio dietro un sorriso o fingere bontà quando il cuore è pieno di egoismo. La sincerità diventa una qualità naturale e ogni anima è chiamata a lavorare soprattutto su se stessa. Per André Luiz, la vera comunicazione non nasce soltanto dalle parole, nasce dalla coerenza tra ciò che pensiamo, ciò che sentiamo e ciò che facciamo. Forse è proprio questa l'armonia che tutti stiamo imparando a costruire.